Buongiorno Italia, buongiorno Maria. Ho cambiato posto, questo è più carino. Zingaro, voglio vivere come te. Ascolta, oggi si dovrebbe lavorare di brutto, però siccome sta venendo su brutto tempo, in teoria previsto per il mezzogiorno, io farei una cappatina veloce in bici. Ho visto un mausoleo. Beh, no, non ti sto a spoilerare nulla, via. Credo che GoPro abbia deciso di lasciarci proprio in questo preciso momento. E guarda che panorama, ma per fortuna abbiamo la Sony. Per a volte, sai, penso, porca miseria, tasi va che compro su Amazon, quindi gli faccio i resi come ridere, e che la roba la tratto anche bene. Attenzione che la strada è impegnativa, nel senso, se devi arrivare in bicicletta con bambini, anche no, perché non ci sono delle corsie pedonabili o biciclabili, cioè c'è proprio 15 cm, hai capito? Quindi massima attenzione e niente, devi attraversare il ponte della morte e anche qualche rotonda decisamente non adatta a bici, quindi o ci vieni in camper o ci vieni in macchina oppure in bici da solo. Attenzione che per andare dove dobbiamo andare, noi vogliamo sapere per andare dove dobbiamo andare. Per dove dobbiamo andare? È una semplice informazione. Google Maps ti manda dentro una proprietà privata, per carità, il signore gentilissimo ti ha detto guarda passa di là, ho messo sbarra ma ti passa sotto, eccetera eccetera eccetera, però attenzione, non approfittiamo di proprietà privata, quindi non andiamoci e non incolpiamo Google Maps, insomma, ecco. In quanto Singano te l'ha appena detto. L'ingresso è un po' particolare, si passa per questa porticina. Ah sì, ti sto portando a vedere un cimitero austro-ungarico e un mausoleo germanico o tedesco o Magnakrauti, come che te vuol dire. Come puoi vedere il cimitero è immerso in queste simpaticissime e verdi vallate, anche perché giustamente vallate blu non ne abbiamo mai viste. Il paesaggio che circonda questo cimitero, perché questo dovrebbe essere il cimitero, adesso andiamo a verificare, è un qualcosa di epico. Credo che si entri da di qua, proviamo. Era la bandiera che sbatteva. Fa un... certo che... soprattutto se ti chiudono qua dentro, fa un certo che... Uilla. Sarò venale, ma la cosa che mi fa più stizza è l'aver lasciato la bici fuori senza lucchetto. Urco, aspetta, perché senti i pieroni? C'è queste grosse pietre che si spostano quando cammini, fa un certo che... Controllo bici, è ancora lì. Wow, e guarda che panorama che abbiamo qua dietro. Ok, lo provo ad andare a vedere qui perché alle puntine del mondo piacciono i buchi. Però ci sono buchi e buchi. Cos'è, una processionaria? Ah no, ok, era solo per sparare qua, per guardare. Voglia! Ah, che tega! Io ogni volta che visito ste robe militari lungo il Piave mi prendo di quelle craniate pazzesche. Adesso verrà fuori il mistico di turno, no? Dicendo che è tutto collegato, vite passate, karma, burro e arachidi, eccetera eccetera. Che dolore però. Mentre in Veneto qui da noi, oddio che male, si dice semplicemente sveglia bauchi. Pazzesco ragazzo, ovviamente ti consiglio di visitarlo se sei qui in zona, nell'area camper di Segusino. Certo in bicicletta, perché devi andare fino a Quero. E vedi com'è cambiata tantissimo la mia vita, a volte solo per un oggetto, no? Una bici elettrica. Perché se ci pensi, no, possono sembrare cose da viziatelli, da sgrandazzoni, eccetera eccetera, però fin dalla nostra più remota antichità l'uomo, il genio, l'uomo creatore è sempre stato il pigro, no? E ha sempre creato
quella scorciatoia, quella scappatella e anche quell'utensile che lo consentisse di arrivare più facilmente al suo scopo, ok? Il mio scopo in questo caso qual è? Divertirmi, però non ho tempo perché devo lavorare. Come si fa? Ok? Con la mountain bike elettrica, cioè io in 2 orette mi faccio un giro della miseria, andata e ritorno, mi visito il mausoleo tranquillo, mi visito il cimitero, mi faccio le mie foto, eccetera eccetera, ritorno e ricomincio a lavorare. Quindi vedi, a volte, no? Per quanto è vero, anch'io ti insegni sempre a curare te stesso, il tuo io interiore, la tua vita che ti circonda, l'occhio che guarda e via discorrendo, ma anche la materia, no? Quindi anche solo uno stupidissimo utensile ti può cambiare la vita, tra virgolette, no? Cioè, può dare veramente una svolta non da poco, perché adesso io, la mia vita, come anche la tua, è composta da giornate, ok? In un anno ne abbiamo tutti 365. Quella di oggi, non so che numero di giorno dell'anno è, però quella di oggi, per me, ha subito un importante cambiamento, perché invece di stare intappato tutto il giorno in camper o di farmi un giro del Casso di 5-10 km in bicicletta, ho fatto la mia bella girata, visitato dei posti che erano in salita, eccetera eccetera, e quindi questa giornata è stata strafiga. Se tu fai di tutto con gli utensili piuttosto che con te stesso, no? Per rendere figa la tua giornata, ricordati che lo fai oggi, lo fai domani, lo fai dopodomani, continui a farlo così, prendi l'abitudine e la tua vita diventerà una figata. Ah, ok, ora ci capiamo meglio. Quello era il cimitero austro-ungarico e germanico, no? Era una torre di osservazione, diciamo, no? Infatti lo vedevi che aveva gli spazi, le feritoie per sparare. E poi è stato, diciamo, convertito in mausoleo, sì, appunto perché io leggendo cimitero mi aspettavo tutte le croci fuori, no? Invece no, questo monumento, dove dovrebbero esserci 3232 caduti, no, Italia, secondo me stiamo sbagliando, sai, non può essere, dove li hanno messi? Cioè io non ho visto nulla, c'è qualche targhetta, qualcosa per 3200 cristiani, no? Ah, aspetta, perché forse aver attaccato a bere la camomilla per ovvi motivi tecnici che già ti ho spiegato la mattina anziché il caffè non porta tanti risultati. Andiamo a vedere se è quello. No, è il cimitero normale, che casino. Confermo, perché qua a furia di provare stradine gli vado dentro le case alle persone. Allora, il mausoleo è contrassegnato su Google Maps anche come cimitero austro-ungarico, ossia è segnato doppio in quanto hanno segnato sia l'entrata dove c'è il campanello che il mausoleo vero e proprio, che è a 200 metri di distanza. Le puntine del mondo, canale finanziato dalla lobby delle e-bike. No, vabbè, scarso, però guarda, cioè, lo dicono tutti quelli che hanno l'e-bike. Praticamente io questo percorso qua, che è anche in salita, mai avrei pensato di farlo in mountain bike, cioè della serie dove porta, io adesso devo tornare al camper, hai capito? Se porta, mi allontana, sbaglia percorso, io prendo, torno indietro e basta, non ho pagato niente, diciamo, in termini di devastazione fisica. Ragazzo, non bastano 20 volte per esplorare Segusino e dintorni, veramente posti fantastici, incredibili, in più con sto bel faccione in mezzo, cioè è la ciliegina sulla torta. Questo sembra uno di quelli che servono per fare i coltelli, ti ricordi? Vabbè, in ogni caso tutto bello, tutto fantastico, però io veramente non sto lavorando in questi giorni, quindi devo darci un taglio con sta bici, anche se è una droga, e come avevo già spiegato in video, il discorso della disciplina va applicato anche a me, quindi sì, ok, eventualmente gli orari di lavoro, magari dedicare un tot di orario al mattino per andare in bici e magari il sabato e la domenica ricrearselo fuori, insomma. Vas, provincia di Belluno. Guarda, un CP. Un CP. Amore. Allora, ciao Pai. Io credo che l'accampamento vada bene così. Allora, la bici sotto nel caso in cui dopo piova, il tavolino qui, pista prato e montagnette o colline, su un misto tra colline e montagna. Sì, il CP approva questo elemento. Marco, quelli a doccia, che trip, guarda il tuo camper, probabilmente gliel'hai venduto a quei signori lì. Che
carina, ora che non serve più la ProPro è tornata a funzionare. Prima mi serviva di cancara, che ho fatto delle robe fighe in off-road con la bici, porca troia. Questo non è da me. Sì, questa è una cosa brutta. Scadenza maggio 2020. Perché da una parte mi porto il trauma di quella volta che non mangiai per 3 giorni e quindi mi tengo sempre della roba a lunga conservazione nel camper, però giustamente non è che devi comprarla e lasciarla là, devi comunque ogni tanto anche mangiarla e vabbè, ovviamente la perdita è minima ma il gesto è bruttissimo. C'è gente che muore di fame e poi ti ho anche detto è una questione di stile di vita, meno sprechi, meno devi romperti i coglioni per lavorare, cioè capisci? Vabbè, insomma, ecco, il gesto è stato brutto e quello che è successo non è stato, almeno oggettivamente, per nulla grave, però vedi, io preferisco vivere in questa maniera, non del risparmiare ma del non sprecare, perché poi con tutti i soldi in più cosa ne faccio? Mi posso prendere una bici da 7.000 euro piuttosto che computer, accessori e via discorrendo, ma anche viaggi, gasolio per quando ne ho voglia. Va bene, dai, che famo stasera? Provo e vediamo che succede. Ah, si fa nel forno a microonde, due cucchiai d'acqua. Vabbè, io ho questa costosissima vaschetta per microonde. Ma è strana sta roba, io non ho mai fatto. Cioè, quelle rare volte che ho fatto. Ah, perché è tipo quasi precotto, vedi? Che forte. Allora loro dicono microonde bastano 2 cucchiai di acqua. Pensa a te, ragazzo, pensa a te. Cucchiaio 1, cucchiaio 2. Sempre meglio abbondare, e mezzo. La donna è un mobile, un armerone o un comodino. No, era un prima comodino, poi l'armerone, dipende dalla dimensione, esatto. Poi avevo questo intrigantissimo sugo allo scoglio. Sponsor, invitate Singano nei ristoranti a fare quello là che da 10 e dice che il suo voto può confermare o ribaltare qualcosa. 3 porzioni, solito insemenito. Va, 3 porzioni cosa? Fa la fame uno, è giusto appena zuzzato per uno. 3 porzioni, che tristezza. Ok, devo cucinare a fuoco vivace. Chissà che cazzo vuol dire sarà qua fiamma alta. Queste, chi è che me le aveva date queste? Sto troppo comode. Ah, la casa nuova, è vero. Sono quelle da camper, troppo leggere, troppo fighe. Questa è quella che adoro, no? Per lo scolapasta, che dopo le maniglie che si attacca qua e tu scoli tutto in uno. Ma guarda te, un giorno cosa ho scoperto? Che guarda, anche nella pentola bassa attacca lo stesso attacco. Cioè, che bello. Cioè, mi piace queste robe un po' ingegnose. Certo che ogni volta che uno fa da mangiare 50.000, cioè riempi il bidone delle immondizie. Perché, cari produttori, non è solo una questione di inquinamento, è una questione di rottura ai coglioni, perché tipo il sugo allo scoglio là, cioè dentro aveva la sua plastica, quella trasparente come dice mia nonna, e tu lì potevi attaccarci anche un qualcosa di scritto, oppure la fanno tutta trasparente con le scritte, e dopo c'era sta popò di scatole che difatti io... dite fra mietti, cioè fra me e voi, questo sugo l'ho voluto fare per liberarmi un po' il congelatore, perché non è possibile per quella manciatina di roba rinsecchita avere una scatola grande come un big bambù, signora. Gli abbiamo aggiunto un po' di prezzemolo, quintalaio di aglio in polvere, ce l'avevo anche fresco ma mi sono dimenticato di fare il soffritto. Olio extravergine di oliva, che poi vai a crederci chissà quante ne ha viste. Sale, quello buono, non mi ricordo cos'è, però è il caso anche che un giorno me lo ricordo e te lo dico, perché il sale di solito acidifica, ma c'è un tipo di sale, quello che ho preso, che ho cercato tanto, che invece alcalinizza, cioè al contrario. E pepe, così vediamo se è vero che poi brucia il culo. Resta incredibile come un camper del genere, cioè ultra full optional, non abbiano fatto la capa della cucina, cioè... Ok, a sto punto il riso basmati di Gerry Scotti o Giovanni Rana, adesso non mi ricordo chi, sarebbe pronto, solo che qua, guarda, vieni dentro a pignata, guarda, si è creata sta specie di soffritto, no? Cosa femo? Buttiamo il riso o aspettiamo che si asciughi? Aspetta che sento a pancia, sento. Sì? Come dici? Ah, ok,
Ok, devo aspettare? Vabbè, massa tardi. Beh sì, ok, forse come quantità di riso, sì, è per 2 persone, sì, forse 1,5. Ma il pesce è già sparito, guarda, tu vedi, è sparito, e resta e cose delle cozze, porca miseria. Che bello, ma credo di essere l'unico forse che fa i vlog in pigiama, cioè, ma è che è la divisa. Veramente, perché tutti a parlare della vastità, del cazzo che gliene frega, no? Ma è questa la vera vastità, cioè il non pettinarsi, lasciare la barba in... cioè, fare veramente quel cacchio che si vuole. Comunque quello che volevo dire, no? Che ho comprato, questo sì l'ho comprato, quindi non è marchetta, ho comprato questo su Amazon. Cosa succede? Ogni volta che vado in bici o in roller dico, ma porca puttana, le chiavi, il telefonino, magari un'altra piccola cazzatina ogni volta, sempre in mezzo alle palle, a volte... tipo in bici non ho neanche le tasche, dopo dici ma mettere un portaoggetti sulla bici ma è brutto, lo vieni insinuano, taglia, Dio! Vabbè, oh, sta calmo, ehi. Allora, sto qua è un marsupio, cioè non è proprio un marsupio, è una cintura, adesso la vedi allargata tipo i serpenti, no? Perché c'è dentro della roba, ma è tipo una cintura, tra l'altro elastica, non è troppo figata, e te la leghi in vita, ok? E ti sta dentro tranquillo il cellulare, le chiavi, perché c'ha 2 tasche, vedi, e tanta altra roba. Quindi io per domani sono al sicuro, mi porto via 10 euro. Poi il proteggicollo, quella dell'O'Neill, quello da mountain bike, perché all'andata ovviamente morirò di caldo, ma in discesa dopo sono cazzi. Poi cosa ho portato? Cosa prendo? Per un po' di cazzi miei, una batteria della GoPro, i famosi 10 euro. Poi metterò le chiavi del camper, ovviamente, una Moment, perché in questi giorni sto lavorando tanto, quindi ho la postura scorretta e ciò mi porta il problema alle cervicali, che più che altro si traduce in problema di vertigini. Ho trovato su internet un paio di esercizi da fare, te li spoilerò anche se vuoi provarli, magari anche tu soffri di cervicali e di vertigini. Allora, uno è tenere la testa dritta e fare così, guarda, di profilo, guarda, col mento, tirare in, è che ho la barba lunga, vedi male, tirare in dentro il mento in modo tale che ti viene il doppio triplo mento, ok? Non indietro, non movimenti strani, ma semplicemente dritto e tiri indietro il mento, e magari anche un po' con la bocca così, che così tiri anche i nervetti bene, e questo per un po' di secondi, la fai più volte al giorno. L'altro è quello, diciamo, di tenere così le braccia dietro la schiena, ed è una cosa che a me veniva spontaneo. Singano, tagliano, siamo tutti vecchi, sì, madonna, sta buono. Infatti avrei avuto modo di notare la posizione dei vecchiotti che guardano il cantiere, quei mandadrio, no? Ecco, quella è la posizione consigliata per chi ha i nervi compressi, impaccati dei cervicali e soffre di vertigini. Comunque, seconda cosa, mi cade tutta la roba alle mani, credo che sia collegato oppure sto morendo. Questa cosa sono delle gocce di Bacche Spray, diciamo, un giorno parleremo dell'omeopatia. Fortunatamente Singano non vuole approfondire più di tanto certi argomenti, in quanto come queste funzionano, ok? Come funziona per mal di testa grandi, sai, quelli dopo una grande dormita, oppure che ti sei incalcato con la schiena eccetera, ma con un moment dopo 10 minuti passa tutto. Quindi lasciatemi i miei effetto placebo, chiamateli come volete, che io sono felice così. You understand? Please hold me